mio 3 dovete dire forte, Litterio Scalisi, perché ho capito che lui, siccome è un tipo umile, un tipo che arriva da un paese lontano, disperso sulle montagne, si carica un po', insomma si sente ancora più importante, anche se importante lo è sicuramente, quindi al mio 3 tutti insieme. 1, 2, 3, Litterio Scalisi! No, fermi, no. Buonasera. No, scusatemi, fermi. Poi applaudite dopo, per cortesia, scusate, scusi, buon uomo, scusi. Lei non può fare ogni giorno queste entrate così eclatanti, lei è eclatante. Guardi, signora Rosa, io la ringrazio per la fiducia, ma più eclatante di... No, lei è cantante, lei è eclatante. E non è l'eclatante non è un grande cantante? No, l'eclatante è quello che fa cose eccezionali, lei straripa un po'. Signora Rosa, io questa volta non ci ho colpa, lei permette che io... Ieri è arrivato con lutto al braccio, ci ha fatto spaventare tutti, pensavamo fosse morta sua moglie, invece era morta la macchina. Pazienza, oggi mi arriva con la valigia, con l'appendiabito, con la giacca, che succede? Posso, signora Rosa? Può fare quello che vuole. Le poggi con delicatezza queste cose. È un trasloco. Respiri, pigli fiato. Mia moglie mi ha buttato fuori di casa. Era ora. No, dico. Sua moglie l'ha buttata fuori di casa. Ora però, scusi una cosa. Questo fatto che lei debba venire a lavare i panni sporchi qui da noi, Dio mi è testimone, mi lava a casa e non ho mai lavato. Ma no, si dice così, quando uno va a lavare i panni sporchi fuori, vuol dire che porta le cose private all'esterno. Ma io qua mi sento come a casa, lo signora so, Rosa. lo so. Mia moglie mi ha schiacciato dalla casa. La schiacciata che vuol dire? Che l'ha pressata? Cioè, quando si dice... la scacciata. Io ti schiaccio via, mi dice... Ti scaccio via. Mia moglie mi ha sbattuto fuori di casa. Allora, io sono veramente dispiaciuto, perché... Che? Mi ha buttato fuori di casa! Sono l'uomo più felice del mondo! Allora lo dica. Devo essere serio, signora. Sì, scusi. Se devo spiegare le ragioni serie, devo parlare seriamente. Mi viene difficile. Mi ha buttato fuori mia moglie perché, signora Rosa, io ne voglio approfittare qua. Ne approfitti. Qua perché sono circondato di amici, sono circondato di gente che mi vuole bene. Sì. Perché io ho provato a dire Ceida, Crocifissa, ascoltami. E non mi ha voluto ascoltare. Non mi ricordo ora se su Crocifissa, ascoltami, ci disse prima o dopo di gran risata di gioia. Non me lo ricordo questo, ma non ha importanza. Sa che le donne sono molto sensibili e ci tengono a queste cose, se vedono che poi un marito tenta di prenderle in giro... Le donne. Io sto parlando di mia moglie. Che genere è sua moglie? Non c'entra. Di che genere? Di genere femminile plurale, perché fa più due. Signora Rosa, io lo voglio dire qui, lo dica qui, una volta per sempre, qua lo dico e qua lo annego, signora Rosa, che io sono per il matrimonio. Bravo. Perché io penso che l'uomo prima del matrimonio è incompleto. Bravo. Dopo che si marita, è finito. Io voglio dire a tutti quelli presenti che non sono sposati e che sono sposati e che si devono sposare. Guardi che ci sono molti ragazzini di una scuola di tre mestieri che quindi sono piccolini e aspirano più avanti a un matrimonio. Bravi. Quindi devono crescere con dei principi sani. Io dico che il matrimonio è bello ed è la base. Che importanza ha se la propria moglie è brutta? Che importanza ha? Non ha importanza. Non ha importanza. Diciamo che qualche po' di importanza c'è. Il matrimonio è quella cosa che tu, bella, la sera, dopo un giorno di duro lavoro, di fatica, arrivi a casa e ti sfoghi
che distrarri, ci dice 4 male parole, rompe 2 piatti, Sì. ce la si in bicchiere in televisore, Ma sì. e uno si sfoga, si libera, Sì. ma uno non è che lo può fare sempre. Certo, non è che Ci può sono essere- serate che uno arriva troppo stanco, troppo sbattuto dai dispiaceri della giornata, Certo. e non c'ha la forza neanche di aprire la bocca. È vero, Che se è ti vero. cantano una martellata andoito non dici manco ai, per non aprire la bocca, stai zitto. È vero, è vero. E le mogli queste cose le devono capire. Sì. E crocifissa, signora Rosa, è una cosa di ieri, proprio ieri. Perché io non parlavo, perché io non insultavo, perché io non ci tiravo i piatti nella testa. Mi disse, tu non sei più quello di una volta. Quindi il fatto che lei non Quello litigasse è stato interpretato da sua moglie in maniera negativa. Come, certo che non sono quello di una volta. Scusa, siamo sposati 25 anni, come facesse quello di una volta? Mi disse, tra noi due non c'è più diavolo. Non c'è Ma qua, più? più diavolo, dice, non ce n'è No, più. diavolo! Ma Il quando- diavolo tra voi due c'è sempre, non c'è più dialogo! Ma quando mai c'è stato diavolo tra di noi due? Sì. Quando mai noi due? Che io mi ricordo che una volta eravamo sotto Pasqua e io mi sentivo questo trasporto, che io sono un credente, signora Rosa, mi sentivo buono e mi ricordo ci disse Croci, ma dimmi la verità, ma tu mi ami? Una quindi- sola volta ce l'ho detto. Quindi lei glielo ha chiesto. E io mi rispondi un corrutto. No, ma non ci posso credere che sua moglie le ha fatto un rutto! Ma no! E poi mi ha detto a me, Perciò scusi, no, un attimo, perché queste sono cose su cui bisogna indagare. Cioè lei si era, come dire, lasciato andare, con l'animo, gli aveva detto, ma insomma... eravamo sotto della Santa Pasqua e mi sentivo un cuore tanto io così. Appunto perché ci sono i ragazzini Mi della sentivo scuola... un cuore tanto. Ecco, tanto. Cioè non cambia niente, io stesso. Sì, lo so, ma sa, nei modi... Io ci credo. Lei ci crede. E mi rispondevo con Ha reagito male. E poi Ide mi fa, tra noi due c'è qualche altra donna. Quando le donne cominciano a sospettare... Se c'era qualche altra donna, io chi era Castro? Scusa, uno la sera si ritira nervoso, non può diavolare, non c'ha la testa al diavolo. Dialogare. Io per esempio certe volte tanto sono stanco che non posso dormire. Certo. E io quando mi cucco non posso dormire, sto a letto senza dormire con gli occhi aperti. Sì, certo. Quando non dormo C'è sto con gli occhi aperti. l'insonnia è che terribile. guardo il tetto, Sì. io non conto le pecore per fare mancare sonno, no, conto tutte le donne che ho posseduto nella mia vita. È arrivato a 120, 125, qui che mi appinno. Certo. Certe volte ci metto magari a crocifisso o un incubo, appena sbaglio devo ricominciare. Certo. Lei sti problemi non Io ce l'ha. non ce li ho, io- Lei punta arriva fino a uno e basta. E io mi addormento subito. E quindi si Una. addormenta Intanto subito. perché non ho insonnia e dormo sempre. Sempre, E poi sempre. quando capita una, mi addormento. Basta, arrivato a un certo punto io dicevo, crocifisso, ascoltami, e deve essere, no, basta, fatta la valigia e vattene. Che desiste? Sì. Fatta la valigia, come mi dice era così chissà, Sì. che avevi 25 anni, che avevi la valigia pronta, 25 anni che è dietro la porta. Ah, quindi preparata. lei vive con la valigia pronta? Ma non ci posso credere. Vabbè. Non ci credete, signora Rosa, questa qua Questa valigia? è da 25 anni, se c'era ci sono ancora i pantaloni a zampa d'elefante quando si usavano Sì. negli anni. Se lei non ha cambiato neanche il contenuto. Manco il contenuto è pronto da 25 anni. Quindi- A me mi dici questo. A lei, E io ti dico allora che se cambiavado. Sì. Dov'è che io di 3.500 euro? Là. Lei, che si piglia magari l'assegno familiare, quale azione presa? Dove devo guardare? Guardi, Quanto questa? guardi lì. Io ora, col suo permesso Certo. e col permesso dei... Soprattutto del pubblico. dei radio spettatori. Che radio? Televisione, che radio? Tele. Radio tele, Tele, ascoltatori, radio, sì. ci voglio dire, crocifissa, crocifissa, ascoltami! Ora non mi puoi interrompere, No. che battivo la cozzina, Sì. però non bisogna stare attento. Si concentri. Lei, scusi, non la interrompo più. Lei quando parla con sua moglie di sua moglie è troppo irruente. È irruente. Crocifissa, ascoltami! Sì. Che colpa c'è noi? Se a casa ci arriva la lettera dell'autovelopo, con una lettera e 150 euro in busta io. E nella lettera c'era scritto, che colpa c'è noi? Ascoltami, crocifissa! Se la polizia mi scrivi
ci mandiamo la foto che abbiamo scattato alla sua macchina con dentro sua moglie. C'ave tutta la nostra considerazione. Abbiamo fatto una colletta, ci abbiamo accucchiato questi 150 euro. Se ne issa a mangiare, se ne issa a femmine e non ci pensassi più. Che colpa ce l'ho io? Crocifissa, ascoltami! Quando io dico che ti vedo come una donna in forma di cassonetto, come fai a non capire che quando te lo sto dicendo... Come fa a dirgli a una donna una cosa del genere? Come fai a non Come capire fai? quando io ti dico che ti vedo come una donna in forma di cassonetto, che tra forma e cassonetto c'è la virgola? Come fai? Che c'è la pausa? La pausa, bravo. Crocifissa, ascolta! Ascoltami. Tu devi sapere che io sono un grande uomo, che io sono un uomo eccezionale, che sono un uomo come da proteggere, come quegli animali in via di distinzione. Sì, crocifissa, Sì. tu questo per me lo devi capire, Bravo. lo devi sapere, crocifissa, che io crocifissa, io sono contro quelli che lanciano la mano e nascondono il sasso, Contrario, lanciano il sasso e nascondono come la quelli mano. che si tengono la mano e lanciano il sasso, al contrario ancora. Sì. Che tengono il sasso, Lanciano il sasso lanciano e il sasso nascondono la mano. e nascondono la Bravo. mano, crocifissa. Ecco. Non sono così No. io. No, crocifissa, No. che tu lo devi sapere. E chi è senza peccato qua, incagli la prima pietra. Chi è senza peccato? No. Voglio vedere chi ha il coraggio di dire delle parole. Feo! T'avvicini per sentire meglio, crocifissa, vero? Tu lo sai, crocifissa, tanto va a quattare all'acqua fino a quando cosa rompi. Tu sai che più scuri mezzanotte non può fare. Tu lo sai che mi dici che chi pratica il zoppo all'anno zoppa. Tu me l'hai detto, crocifissa. Tu me l'hai detto che chi fa da sé fa per tre. Tu me l'hai spiegato perché meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Che lo faceva sua mamma questa. Sì. Quando gli Iadini non ci facevano l'uova, sua mamma si avvicinava un dopo daro e facendo, ma meglio l'uovo oggi che gli Iadini domani e gli Iadini scaricavano un'uova. Certo, perché si preoccupavano. Tu lo sai. Sì, si preoccupavano, vabbè. Crocifissa, ascolta. Crocifissa, Ascoltami. Ascoltami, Ascoltalo, crocifissa. crocifisso. Tu sapessi, Piano piano. tu sapietti, Non si faccia prendere dall'enfasi, non dall'enfasi. no, enfasi no. Tu sapietti, Guardi che ci sono i ragazzi della tu scuola. saprai, Saprai. crocifissa, ascolta. Ascoltami, bravo. Quando io Sì. diventerò un personaggio famoso in tutto il mondo e tutto il mondo degli artisti si inclinerà a me a 90 gradi centimetri, tu allora, donna, mi verrai strisciando ai Sì, miei piedi è per chiaro. domandarmi perdono, ma io in quel momento ti guarderò e ti tratterò con osmacistrismo. Questa la mano è troppo difficile, è troppo Che difficile. vuole dire? Con ostracismo. Eccolo là. Ostracismo. E non ti considererò, crocifissa. No. Non ti vorrò più e tu ti pentirai di questo che mi hai buttato fuori. Ma come l'hai potuto? Crocifissa, ma come ti vuoi ritirare la sera tu e troverai una casa sola, deserta, perché non mi ritiro io? Ma il bello del matrimonio è quando ci ritireriamo tutti e due, e Certo. lì, e ritirirandomici io, e ritirirandoti tu, certo. che noi colmiamo il matrimonio. Bravo. Diciamo una cosa che mi viene spontanea, il suo matrimonio è tutta una ritirata. Esatto! Oh. Che ti ritiri Che- tu? certo. Ti ritiri la sera sola e io non mi ritiro. Certo. E invece dov'è il bello del matrimonio? Che io mi ritiri. Che ritirirandomici io Sì. e ritirirandoci Tu. tu ci ritiri. Lo so, comunque l'importante è che tornate a casa tutte e due.
Vabbè. Crocifissa, ascoltalo. Crocifissa, ascoltami. Sì. Un figlio unico. Io, Signora figlio unico, ha detto io bene. quello che ho detto, l'ho detto e non voglio dare alito a discussioni. Io il recupero l'ho tentato. Sì. Oh, tu non mi stai rispondendo. Oh, se telefono non passate telefono. No. Tu non mi stai rispondendo, per mia è cosa fatta. Sì. In lì, un lao, un shek ragiao. A porta di Aci non faccio più pace. Bravo! Oh. Avanti. Ora, Se ne vada. se lei permette. Guarda, ma scusi. No, scusate. Bravo, comunque bravo. Perché lei veramente è stato immediato, diretto. Oh. Quando mi volete, sappiate che io da ora in poi abito qua, ho parlato col presidente della provincia. No, chi abita qua? Ho parlato col presidente. Perciò sua moglie se n'è non liberata devo andare. e quindi lei dorme qui. Ho parlato col presidente della provincia che mi ha detto e va bene. Ma il presidente della provincia è una persona per bene e quindi chiaramente va bene. è ospitale. Ho parlato con il signor www.tolomeo.com Che impresario? Sì. Io ho la mia mail qua. La sua mail? Qua c'è il computer che mi vuole mandare www.litterio che ci fa troppo forte che femmine.com. Vabbè. Con permesso, signora. Se ne va. Con permesso. Ma dove va? Ma come posso fare? Io...